Buonasera, ben ritrovati, siamo di nuovo in diretta, sono le 20:15, oggi non sono sola ma in studio con me un ospite, allora Roberto Guidolin, organizzatore di Fiore d'Argento. Buonasera, grazie. Buonasera e grazie per essere con noi. Dunque, prima però di parlare con Roberto Guidolin, vi do i dati del bollettino regionale di questa sera. Ci sono 2 contagi in più rispetto a questa mattina, sono 387 i casi positivi nella nostra regione, 737 invece sono le persone che si trovano ora in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda le persone ricoverate sono 169, 9 si trovano in terapia intensiva. Fortunatamente non si registrano decessi rispetto alla mattinata. Ed oggi c'è stata anche la conferenza stampa del presidente Zaia, che ha ricostruito la storia del focolaio vicentino. Ne avevamo parlato anche ieri, insomma. Un focolaio che si è sviluppato con 52 persone che sono state tamponate, 5 persone che sono positive e la persona, il paziente 0 che si trova ricoverato ora in rianimazione. Luca Zaia non solo preoccupato ma adirato perché insomma ci sono stati comportamenti irresponsabili da parte un po' di alcune persone che nonostante sapessero di essere positivi hanno continuato a girare e quindi rischiando la diffusione del virus e Luca Zaia ha già annunciato la firma di una nuova ordinanza per inasprire le regole. Questo dunque è quello che è accaduto oggi, nella giornata di oggi. Ma parliamo con Roberto Guidolin perché insomma uno dei settori più in crisi dopo questa emergenza sanitaria sta proprio il settore dei teatri, il settore culturale, cinema, certo. Tutto il vostro comparto musica e intrattenimento. Esattamente. Veniamo appunto da un'emergenza sanitaria che si è bloccata, è quasi terminata, ci auguriamo, e c'è stata la ripartenza finalmente delle nostre attività e quindi siamo potuti ripartire con la musica. Infatti vengo dalla semifinale di ieri del nostro concorso e finalmente, visto che la musica prima accompagnava i ragazzi durante il lockdown, da ieri finalmente i ragazzi sono stati contenti perché potevano tornare sul palcoscenico a dimostrare le loro capacità canore e quindi a veicolare la loro passione per il canto. Ecco, scusa se ti interrompo, cosa è cambiato rispetto a prima dell'emergenza? Adesso che cosa è cambiato? Sicuramente adesso c'è una ritrovata voglia di stare insieme dopo tanti giorni in cui si è stati a casa e sicuramente c'è una forza, una maggiore voglia di esprimersi, proprio perché essendo stati a casa non hanno potuto vedere, proprio avere un riscontro, un feedback con il pubblico ed ora possono ritornare ad averlo, ecco. E quindi soprattutto perché abbiamo anche bambini piccolini, junior, dai 6 anni, che sono quelli credo che hanno sofferto di più il fatto di dover stare a casa. Non avevano le capacità magari di poter svagarsi come possono averle gli adulti o gli adolescenti, ecco. Prima di continuare vorrei farti sentire le parole del direttore della Mostra del Cinema, perché sì. è proprio tutto il comparto, perché come sai la Mostra del Cinema si farà, questa era la notizia importante di Venezia, e sentiamo quindi le parole di Alberto Barbera, direttore, su alcune anticipazioni della mostra. Alberto Barbera, buongiorno, un saluto ai nostri telespettatori. Dunque, lei è uno dei nuovi membri della prestigiosissima Academy. Complimenti e la Biennale, quindi la mostra sempre più legata agli Oscar. Grazie, è stata una cosa assolutamente inaspettata, l'ho scoperta sui social venerdì sera verso mezzanotte e non credo che fosse uno scherzo, devo dire. E invece è una cosa che fa molto piacere ovviamente perché è anche una forma di riconoscimento del lavoro fatto in tutti questi anni. Cosa comporterà per lei questo nuovo incarico? Votare per gli Oscar, votare per le nomination e poi votare per i film che riceveranno le statuette, quindi non è un impegno particolarmente gravoso perché la maggior parte dei film per fortuna li avrò già visti e quindi si tratta semplicemente di dare un contributo alla scelta dei film migliori. Si è sempre detto che la Mostra del Cinema, grazie a lei,
è diventato un po' un trampolino per gli Oscar. Oggi si può dire ancora a maggior ragione. Ma credo che sia forse questo uno dei motivi per cui è stata posta la mia candidatura. Sapete, l'Academy non ci si può iscrivere all'Academy, bisogna essere cooptati o invitati da qualcuno dei membri che ne fanno parte. Allora, parliamo un po' della mostra, siamo in pieni lavori in corso, come sta andando? Sta andando benissimo, abbiamo ricevuto moltissimi film, un grande sostegno da parte delle produzioni, degli autori di tutto il mondo. Siamo a 2/3 del lavoro, dobbiamo ancora completare la selezione e prendere le ultime scelte, che sono sempre quelle un po' più difficili, perché poi rimangono pochi posti a disposizione e una lunga lista di film che magari vorremmo invitare, però non tutti ce la faranno. Quanti film state scremando o vedendo in questo periodo? Ma credo che più o meno siamo sui numeri degli scorsi anni, cioè 1700-1800 lungometraggi e 1600 cortometraggi che dovranno essere tutti visti per poter scegliere i pochi che saranno invitati alla mostra. La situazione del cinema, appunto, da questo mare magnum di materiale, com'è la fotografia del momento? No, è molto interessante come in tutti gli ultimi anni, siamo di fronte a grandi cambiamenti, c'è anche direi un cambiamento generazionale, moltissimi nuovi registi, moltissime opere prime e seconde di grande qualità, il che fa ben sperare per il futuro del cinema. Parliamo un attimo di Cate Blanchett, che avevate annunciato come presidente di giuria, sarà a Venezia. Un suo pensiero su di lei, visto che non ne avevamo mai parlato prima, aveva mandato un comunicato, ma dalla sua voce, come considera questo invito a questo grande personaggio che sarà qui? Beh, è una grandissima attrice e rispetto alle tante altre sue colleghe è anche una persona di grandissimo spessore intellettuale e umano, e questo è un valore aggiunto tutt'altro che secondario rispetto al ruolo che dovrà ricoprire, che è quello di presidente della giuria della mostra, e quindi anche un ruolo delicato, perché dovrà mediare tra i vari componenti della giuria per fare, mi auguro, la scelta migliore. Siamo qui a pochi metri da quello che sarà il red carpet. Molti si chiedono: ci sarà quest'anno il red carpet? Sì, certo, ci sarà, magari vedremo quali sono le condizioni all'inizio di settembre, ma se dovremo fare un po' di distanziamento sociale per i fotografi e per la gente che passeggia sul tappeto rosso lo faremo, ma non c'è motivo di cancellare un appuntamento così atteso come quello con la sfilata dei divi che vanno a presentare i loro film in sala grande. Per quanto riguarda la logistica, sono confermate più o meno tutte le sale degli ultimi anni. Si parla anche di un possibile piano B con il patinodromo, se sarà necessario. Comunque tutto è confermato? Tutte le solite sale di tutti gli anni saranno allestite. Se dovesse rendersi necessario avere più posti a disposizione per la riduzione della capienza delle sale stesse, c'è un piano B, come tu l'hai definito, che prevede la costruzione di arene estive. Una entrerà in funzione già a fine luglio, per l'esattezza il 24 di luglio ai giardini della Biennale, e l'altra potrebbe essere quella sul patinoire qui al Lido. Ultime due cose. Questa sarà la prima mostra come presidente della Biennale di Roberto Cicuta. C'è un grande film tra di voi, un grande rapporto, un suo pensiero sul nuovo presidente. Come sta andando questa collaborazione tra di voi? Ma la collaborazione va benissimo, ci conosciamo e ci stimiamo a vicenda da tantissimi anni, quasi 40, quindi direi una vita intera. Abbiamo esordito quasi insieme, lui come produttore e distributore, io come direttore di festival a Torino. Quindi due vite parallele, direi, che si sono incontrate felicemente qui in Biennale. Abbiamo, devo dire, una grande intesa. Lui è una persona molto intelligente ed ha ovviamente un grande rispetto per l'autonomia dei direttori artistici. Poi molti si chiedono in questo periodo, si parla, è quasi l'ora di svelare il padrino o la madrina della cerimonia inaugurale. Chiaramente non ci potrà dire nulla su questo, ma un piccolo indizio su chi sarà il personaggio o la protagonista della cerimonia ce lo può dare? No, è stata scelta, quindi da questo si capisce che è una donna,
Non posso dire chi è perché il comunicato verrà probabilmente fatto non prima di una decina di giorni, quindi ancora un po' di pazienza e poi scopriremo chi sarà la madrina che condurrà la cerimonia d'apertura della 77esima Mostra del Cinema di Venezia. Quali saranno le prossime tappe adesso? Il 28 luglio, quindi la presentazione ufficiale. Sì, il 28 luglio presenteremo il programma che sarà ricco perché saranno almeno 55 film in totale, quindi poco meno del programma abituale, una riduzione imposta ovviamente dalle misure di sanità, diciamo così, e poi qualche giorno dopo, mi auguro, il programma vero e proprio con il calendario delle proiezioni. Mentre per quanto riguarda i leoni alla carriera, sarà prima qualche nome verrà svelato anche prima della presentazione? Sì, credo forse una decina di giorni prima della conferenza stampa potremo annunciare anche i 2 leoni d'oro alla carriera. Dobbiamo aspettare che il consiglio di amministrazione che si dovrà riunire approvi le proposte che io farò. Quale sarà la qualità della madrina? Una sua caratteristica o qualità, ce la può dire? È un'attrice bravissima, intelligente, che ha esperienze anche di presentazione di grandi eventi e quindi tutte le carte in regola per gestire bene anche una cerimonia difficile quale è quella dell'apertura del festival. E infine l'Eccelsior che aprirà i battenti in anticipo rispetto a quello che si era detto già l'11 luglio. È un buon segnale secondo lei per la ripartenza? Beh, era diciamo indispensabile, senza Excelsior non saremmo riusciti probabilmente a fare il festival, invece così diciamo che la logistica non soffrirà anche in un anno così difficile come questo. Vi aspettate meno pubblico? No, meno pubblico no, forse meno ci sarà qualcuno che non potrà viaggiare. Sapete che dall'America non si può venire perché a meno di dover fare una lunga quarantena e quindi lo stesso dal Sud America, quindi qualche ospite in meno, qualche giornalista in meno sicuramente ci sarà, però stiamo ricevendo numerosissime richieste da credito e quindi speriamo che la partecipazione di pubblico e di professionisti addetti ai lavori sia consistente anche quest'anno. Grazie mille. Grazie a te, grazie a voi. Dunque le avete sentite queste le parole del direttore della Mostra del Cinema Alberto Barbera, intervistato dal nostro Lorenzo Maier. Dunque queste le notizie, ma torniamo a parlare con il nostro ospite di Fiore d'Argento. Intanto ci spieghi di cosa si tratta? Sì, il concorso Canoro Fiore d'Argento è un concorso che è stato ideato 3 anni fa dal maestro Mattia Zanatta con la mia collaborazione e organizzazione ed è un concorso che dà la possibilità a persone dai 6 anni in su, divisi in 4 categorie, quindi junior, teenager, senior e inediti, di potersi esibire, quindi di poter dimostrare le loro abilità canore e fare esperienza sul palcoscenico. Il concorso si sviluppa in varie tappe e qui stiamo vedendo già la finale della scorsa edizione, quindi ascoltiamola magari. Per concludersi a maggio ci hanno fatto emozionare e a vincere la seconda edizione del concorso Canoro Fiore d'Argento la seconda edizione del Fiore d'Argento. Un applauso, tutto l'applauso dedicato a Claudia. E questa è proprio Claudia Meneghini, la vincitrice in carica. Qui la vediamo nelle immagini della scorsa edizione. Questa edizione, la terza che è attualmente in corso, si è protratta nel tempo proprio causa l'emergenza coronavirus e vedrà la sua finale la prossima settimana, il 10 di luglio a Mogliano Veneto. Nel nostro concorso diamo delle borse di studio. Claudia ha potuto, con il primo premio del valore di 400 euro, pagarsi le lezioni di pianoforte, ad esempio. Quest'anno ci sono varie esperienze, così come l'anno scorso, tra le quali anche esperienze formative come uno stage di intensivo di recitazione e presenza scenica, grazie a Streben Teatro,
quindi è una collaborazione che abbiamo stretto fin dalla scorsa edizione, e altre borse di studio, la possibilità per la categoria inediti di poter registrare il proprio pezzo in studio in maniera professionale, e per i bambini mi piace sottolineare il fatto di poter avere un pomeriggio quindi con un primo approccio agli studi di registrazione, un pomeriggio con un cantautore e paroliere dello Zecchino d'Oro che può introdurli al magico mondo della registrazione e della creazione di una propria canzone. Ecco. Ti vorrei fare una domanda, se Sì. prima, cioè durante l'emergenza coronavirus molti dicevano non possiamo riaprire, non possiamo continuare, insomma la situazione era ovviamente difficile, è difficile tuttora, Certo. perché ci dicevano insomma alcuni anche in altri concorsi che insomma quest'anno Sono saltati praticamente esatto, tutti i sono saltati. concorsi. Voi invece siete ripartiti lo stesso? Sì, c'era la voglia e soprattutto la richiesta massiccia da parte dei concorrenti, perché noi iniziamo a settembre, di voler tornare, di voler finire questa esperienza, e allora da quando il presidente Zaia ha dato l'opportunità di ricominciare, la macchina organizzativa si è rimessa in moto, ha ripremuto il tasto play e siamo ripartiti subito. Nel giro di una settimana abbiamo fatto ripartire le semifinali, che una è stata ieri e la prossima è giovedì prossimo, e la finale, perché c'era voglia di uscire, voglia di stare insieme, voglia di musica. E qui ascoltiamo Claudia col pezzo che l'ha portata alla vittoria. Era la categoria junior, ma ha vinto. Dunque, quanti anni ha? Questa ragazzina, se non vado errato, se la memoria non mi tradisce, 12 all'epoca, quindi un anno Giovanissima. fa, e ha sbaragliato la concorrenza, perché praticamente è risultata essere la più brava, anche se non è carino dirlo nei confronti degli altri, tra tutti i partecipanti, quindi adulti compresi. Senti, ti faccio un'ultima domanda anche. Dopo l'emergenza come vi siete organizzati con tutte le linee guida, insomma? che Assolutamente, erano seguendo tutte le linee guida, l'igienizzazione delle mani, dei microfoni dopo ogni utilizzo, mascherine ovviamente prima e dopo e durante le varie fasi della serata, e quindi seguendo tutto, perché la nostra volontà è di fare dell'arte e della buona musica, ma nel rispetto della salute reciproca di tutti. Sicuramente non facile, insomma. Assolutamente, ci sono stati un po' di tempi morti, ma da capire, la salute viene prima di tutto. I ragazzi quando sono arrivati per la prima volta dopo il lockdown... Erano tutti emozionati e tutti volevano, tra virgolette, abbracciarmi, venirmi incontro, perché c'è sempre stata questa amicizia anche nei confronti di me, del sottoscritto, però ovviamente hanno capito che anche con uno sguardo ci si poteva abbracciare, ecco, e quindi erano felicissimi di questo. Ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo qua in studio. Siamo tornati nuovamente in studio ed ora una notizia che arriva da Roma. La ministra dell'istruzione Lucia Azzolina ha firmato oggi il decreto con il quale vengono stanziati 855 milioni per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico a favore di province e città metropolitane. Il decreto è stato sottoscritto anche dal ministro dell'economia e delle finanze. Si tratta di un importante investimento, ha detto la ministra, che interessa le scuole secondarie di secondo grado, che è il punto di arrivo di un grande lavoro di coordinamento. Questo dunque la ministra Azzolina sulla scuola. Prima di collegarci con Alessandra Gava, che è la presidente del Suoni di Treviso,
Se qualcuno, qualche ragazzo vuole contattarvi, come può fare? Assolutamente può farlo attraverso il nostro sito www.fioredargento.it oppure tramite i nostri social Facebook, Instagram e YouTube, concorso Canoro Fiore d'Argento, e in autunno cominceremo con la 4ª edizione, quindi preparatevi. Perfetto, allora noi ci colleghiamo, se possibile con la regia, ci colleghiamo via Skype con Alessandra Grava. Ecco qua, no, li vedo tutti e due allora, Alessandra Grava, presidente del SUNE Treviso, e Luca Barattin, presidente dell'Ater. Buonasera. Buonasera. Dunque partiamo da un dato che insomma ci aveva un po' stupito. Ieri il SUNIA ci diceva che il 40% degli inquilini non riuscirà, insomma questa era la denuncia del SUNIA, non riuscirà a far fronte al pagamento del canone, parliamo appunto di affitti. Sì. Purtroppo questo è vero per quanto riguarda le locazioni private, diciamo. Ecco, purtroppo nei nostri uffici, sia durante la chiusura, sono arrivati in quel caso mail e telefonate, ed ora quando abbiamo riaperto lo sportello, purtroppo stanno arrivando molte persone che in alcuni casi non potranno pagare in parte l'affitto, in altri casi non potranno far fronte alla totalità proprio dell'affitto, e inoltre stanno arrivando gli sfratti per morosità, perché se è vero che gli sfratti sono stati bloccati fino al 30 di dicembre, al 31 di dicembre, quindi alla fine dell'anno, le esecuzioni, però le udienze stanno avvenendo, quindi le convalide stanno avvenendo. Questa ovviamente è anche la conseguenza di quanto è accaduto, insomma molte persone sono rimaste ovviamente senza lavoro, senza possibilità quindi di pagare poi gli affitti. Purtroppo sì, perché naturalmente anche nel settore abitativo il lockdown e la risposta all'emergenza sanitaria ha colpito un settore che era già sensibile, ha quindi portato alla luce dei nervi scoperti che in questo momento naturalmente sono più sensibili che in altri casi. L'abitazione è poi un elemento importantissimo per l'individuo, e quindi insieme al lavoro e alla salute deve essere messo assolutamente al centro dell'attenzione della politica, e quindi io vi ringrazio per dare spazio a questo argomento che troppe volte viene dimenticato. Ecco, Luca Barattin, il comune insomma in qualche maniera si è mosso, ne abbiamo parlato anche oggi. Il sindaco insomma aveva annunciato un sostegno per queste persone. Sì, ho sentito il sindaco Conte, che conosco anche da tempo, ma in questi 2 anni collaboriamo molto, specie anche con la dottoressa Tessarolo, l'assessore sociale. Hanno sempre avuto, come dire, in primis la questione delle categorie deboli, delle fasce deboli, e hanno pensato bene in ragione del fatto che il Covid, oltre a un'emergenza sanitaria, si tramuterà anche in un'emergenza economica e quindi sociale. Hanno avuto secondo me l'intuizione corretta, che è un po' quello che dovrebbero avere un po' tutti i comuni, di istituire un fondo per dare un sostegno a quelli che sono in difficoltà nel pagare gli affitti. Si chiama un fondo di morosità incolpevole, oppure sostegno al reddito. E quindi hanno pensato bene di mettere probabilmente a capitolo di bilancio l'integrazione a questo fondo per dare degli aiuti a quelli che sono in difficoltà sia nell'edilizia, diciamo nella locazione privata, e anche nell'ERP, che tra virgolette è il mondo, è la platea che gestiamo noi dell'Ater. Ecco, insomma il dato del 40% è un dato insomma importante, c'è anche qualche altro dato proprio relativo agli inquilini, a parte il 40% insomma che non può pagare? Allora, scusi, prego, dottoressa Gava. No, Sì. scusi, volevo dire appunto che c'è un'altra quota rilevante di proprietari di propria abitazione che non riescono a far fronte al pagamento delle spese condominiali, che ricordo è un'altra voce molto importante e che può pesare sul bilancio familiare, e quindi anche questo si va a sommare alle famiglie che sono in difficoltà per quanto riguarda l'abitare, quindi spese di condominio e affitto. Sì, Barattin?
Sì, io colgo l'occasione per affrontare la questione delle spese condominiali. La dottoressa Gava, con cui abbiamo avuto a che fare in questi ultimi 2 o 3 anni, anche per la questione della riforma, che ringrazio per il suo contributo. Le spese condominiali, è una quota che spetta al proprietario, quindi parlo sempre nel caso nostro dell'ATER. Spesso le spese condominiali delle ATER sono superiori a quelli che sono i canoni annuali, e quando l'inquilino non le paga, queste le dobbiamo anticipare noi. Lo sforzo che abbiamo fatto noi era quello di ridurle, quindi abbiamo puntato molto sulla riqualificazione energetica, in modo da far sì che le spese ripetitive del condominio siano sempre inferiori al canone annuo, e questa è una sfida importante su cui noi abbiamo scommesso nella riqualificazione anche degli alloggi sfitti o come anche di quelli già locati. Se dovesse chiedere qualcosa al governo oggi, che cosa chiedereste? Prima la Gava magari. Sì. Sì. Allora, intanto di finanziare in maniera più cospicua il fondo appunto per le morosità incolpevoli e il fondo per il sostegno all'affitto di cui parlava prima l'ingegner Barattin. Sottolineo che prima dell'avvio dell'emergenza sanitaria, e ha ragione Barattin, anche sociale, causata dal Covid, le regioni stimavano in circa 450 milioni di euro la necessità per appunto finanziare questi fondi. Il governo l'ha finanziato per 140 milioni, quindi a fronte non di uno stato diciamo di tra virgolette normalità, anche se di normalità nel campo degli affitti non si può parlare, ma parliamo ora di un'emergenza conclamata. Di questi poi 140 milioni, 20 milioni verranno erosi, mi passi il termine, perché andranno a finanziare tutti quegli studenti fuori sede che in questi mesi non solo non hanno potuto andare all'università pur pagando le tasse, ma addirittura naturalmente hanno dovuto continuare nel pagamento dell'affitto. Quindi questi 20 milioni a nostro avviso sono assolutamente insufficienti e dovevano essere eventualmente aggiunti, non tolti dal già esiguo fondo di 140 milioni. Altra cosa, poi noi richiediamo che le procedure per accedere a questi fondi siano più snelle, siano molto più veloci e che facciano sì che tutti i cittadini possano avere, chi ne ha davvero bisogno, possa avere accesso a questo fondo, perché altrimenti, ed è già successo, le persone che davvero ne necessitano non solo non riescono ad accedere al fondo, ma a volte non ne hanno nemmeno l'informazione. Luca Barattin, se invece dovesse chiedere qualcosa al governo? Ma noi abbiamo due questioni aperte fondamentalmente col governo. La prima è quella delle imposte. Noi quest'anno chiudiamo un bilancio in attivo prima delle imposte di 1,3 milioni. Con le imposte abbiamo un utile di 500.000 euro. Questo cosa vuol dire? Che 800.000 euro, se ci fossero rimasti in casa, premesso che il CDA di questi utili non fa dividendi, li avremmo messi in manutenzioni. Questo cosa vuol dire? 800.000 euro, credo che una trentina di alloggi li avremmo sistemati. È questo. C'è la questione dell'IMU. L'IMU da quest'anno, con l'ultima legge di bilancio, non so se sia una svista perché non entro nel merito della politica, ma anche noi come ATER saremo assoggettati all'imposizione dell'IMU. Questo vuol dire che il prossimo anno, se non accettano i nostri correttivi e gli emendamenti, dovremo pagare circa 500.000 euro di IMU. Quindi cosa vuol dire? 500.000 euro di IMU più altri 700 di imposte sono 1,2 milioni. Voi capite bene che se questo 1,2 milioni rimanesse in casa, ribadendo al netto delle imposte, al netto dell'IMU, ne avremo 1,2 milioni che potremo mettere in manutenzioni. Oppure garantirci per il fatto della morosità, perché anche noi come ente siamo soggetti a una morosità. I nostri canoni sono sicuramente più bassi di quelli del libero mercato, però l'ATER si sostiene con i canoni, quindi se non entrano i canoni e le spese condominiali le paghiamo noi, le anticipiamo, capite bene che è difficile sostenere un ente. Nonostante ciò però siamo stati in grado anche di fare utile. Vi ringrazio, purtroppo siamo arrivati quasi al termine di questa diretta, per cui vi devo purtroppo salutare e vi ringrazio intanto perché so che questo è uno dei problemi più sentiti ovviamente dai cittadini, lo capite, la gente non riesce a pagare l'affitto
insomma, ed è un problema non indifferente e i numeri che ci hanno fornito sono numeri davvero preoccupanti. Io vi ringrazio, spero comunque di avervi magari ospiti in studio, magari anche nelle prossime edizioni, per fare proprio il punto di questa situazione. Vi ringrazio, grazie e buona continuazione di serata. Grazie, buona serata. Buona serata. Prima di chiudere, velocemente, vi ricordo, oggi lo ha detto il Presidente Zaia, c'è stata un'improvvisa fiammata di contagi Covid in Veneto, regione dove la battaglia sembrava vinta e che invece ha informato Luca Zaia, ha visto risalire il rischio dal basso ed elevato da 0,4 a 1,63, un'impennata dei casi al momento sotto controllo, ma dovuto al focolaio scoperto, l'abbiamo detto anche in apertura di questa edizione, a Vicenza, dove un imprenditore è rientrato da un viaggio in Bosnia, che dopo i sintomi aveva rifiutato anche il ricovero, invece si è spostato da una parte all'altra andando in contatto con altre persone. Il governatore ha quindi annunciato che inasprirà le misure di prevenzione, chiedendo addirittura il ricovero coatto per chi rifiuta le cure. Questa era l'ultima notizia. Io ringrazio anche Roberto Guidolin, che è stato con noi ed è rimasto per tutta la nostra edizione. Grazie a voi dello spazio e dell'ospitalità, grazie mille. Grazie, e siamo arrivati al termine e quindi io vi do appuntamento per domani alle ore 12 per essere di nuovo con noi in diretta. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci.